Il momento delicato che sta vivendo la Lega in Veneto servirà per ristrutturare e ripartire dal territorio. A dirlo è l'onorevole Massimo Bitonci, che non nasconde la delusione per il risultato ottenuto a livello nazionale dal Carroccio, ma sottolinea come nei comuni dove l'amministrazione locale ha fatto una campagna elettorale di ascolto dei cittadini, i risultati hanno retto l'onda d'urto di Fratelli d'Italia. C'è vista differenza nei comuni dove i sindaci hanno fatto campagna elettorale, hanno lavorato e quelli no. E qui il pensiero di molti cittadini va ad esempio a Bassano, Roccaforte Lega che dall'insediamento di Elena Pavana nel 2019 ha perso quasi il 20% e nell'ultima tornata ha fatto segnare un deludente 12%. Bitonci però analizza il futuro della Lega guardando a cosa c'è da fare per il Veneto e per l'Italia. E noi adesso dobbiamo pensare soprattutto all'azione di governo, perché passata la campagna elettorale le famiglie e le imprese si aspettano una risposta immediata. Due i temi che su tutti sono costati alla Lega il calo di consensi a livello locale, in primis la sanità. Mancano i medici condotti, cioè se mancano i medici condotti vuol dire che c'è un problema, perché la gente ha a che fare con i medici condotti, quindi dobbiamo chiederci anche cosa non funziona. Poi l'autonomia. Il tema dell'autonomia, sappiamo che, e penso che l'abbiano capito i cittadini, che con i 5 Stelle o con un governo così era difficile portare a casa l'autonomia, quindi la possibilità ce l'abbiamo adesso. In conclusione, Bitonci si sofferma anche su un altro aspetto, e cioè che l'attività di governo avrebbe in questi anni penalizzato la Lega e non manca una frecciatina a chi governa la regione. Chi è che ci ha chiesto di entrare al governo? Certamente non io e gli altri, perché io non ero molto favorevole, insomma, a entrare in un governo di ampia coalizione, sapendo benissimo che ci sarebbero stati degli ostacoli molto importanti. Ce l'hanno chiesto proprio i governatori e il popolo delle partite IVA, anche i grandi imprenditori, Confindustria. Quindi essere stati un po' penalizzati dopo aver fatto una scelta di questo tipo, insomma, bisogna un po' ragionarci sopra.